una giovane imprenditrice, sostenitrice della nostra associazione Verde Popolare, Francesca Bovio. A te la parola. Grazie per avermi dato la parola, buonasera a tutti. Un anno fa, proprio qua a San Vincent, in questa sala, ho avuto l'opportunità di avvicinarmi alla politica, perché ho capito che impegnandoci e appassionandoci, anche noi giovani possiamo partecipare alla vita politica e collaborare per migliorare la nostra qualità della vita e il nostro futuro. L'anno scorso sono stata invitata dalla mia amica Anna a partecipare a questo evento ed è stato per me illuminante, perché mi sono riconosciuta nei valori cristiani di cui tanto avevo sentito parlare in famiglia, valori che non sono assolutamente obsoleti, ma che sono pilastri su cui fondare un futuro all'altezza dei nostri sogni. Senza sogni non c'è via, non c'è sviluppo, non c'è meta, ma per realizzarli è necessario inserirli in un progetto politico, come già aveva fatto Don H. con la sua corrente Forze Nuove, che ambiva ad un partito di liberi e forti e che credeva nella partecipazione, nel confronto e nella sua rappresentanza democratica e sociale. Ci ha insegnato con il suo comportamento che non esiste politica alta o politica bassa, non esiste una destra o una sinistra, ma solo prendere atto del problema e agire, senza guardare al colore politico, ma creando dialogo e apertura. Don H. deve essere per noi giovani fonte di ispirazione, perché inserendosi all'interno di un sistema politico e portando avanti con tenace passione i nostri valori, possiamo contribuire alla transizione ecologica, che è indispensabile e non è assolutamente una scelta, ma è una cosa indispensabile, come detto appunto dal presidente Draghi all'evento Youth for Climate. Solo partecipando attivamente alla vita politica, noi giovani possiamo influenzare le scelte e garantirci non solo un futuro in un ambiente sano, ma un futuro all'altezza dei nostri valori. Proprio in questa sala ho avuto l'opportunità di conoscere Gianfranco Rotondi, che considero la figura più autorevole e che rappresenta al meglio i valori della democrazia cristiana, che ho letto sui libri e sui giornali, in particolare la discussione. Ringrazio Gianfranco per aver organizzato l'associazione Verde Popolare e avermi affidato il compito di farla conoscere ai miei coetanei. È un compito impegnativo perché la mia generazione o ha perso la fiducia nel sistema politico o si disinteressa completamente dei problemi o reagisce in forme estreme, troppo ideologiche che non portano assolutamente a niente. Non è questa la politica e non sono questi i valori di cui abbiamo bisogno adesso e soprattutto dopo il Covid, perché anche le poche certezze che avevamo ci sono state tolte. Non è con la rabbia e la violenza che si possono ottenere i risultati, ma solo partecipando con passione, cultura e impegno alla vita politica. Ringrazio ancora te Gianfranco perché affidandomi questo incarico hai confermato l'apertura del mondo democristiano alle donne, cosa che ha sempre fatto nella sua storia, al contrario di altri che hanno sempre parlato ma non hanno mai agito. Scusatemi se adesso divento più schematica e pragmatica, ma la mia indole e formazione mi portano a enunciare e sintetizzare in questi punti quello che vogliamo realizzare e che Verde Popolare vede per noi giovani. Abbiamo bisogno infatti di poterci formare equamente, di lavorare, di costruire una casa e soprattutto una famiglia, e tutto ciò conducendo uno stile di vita sano e in un ambiente sano. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo bisogno di innovazione, di sviluppo e di tecnologia, che devono essere il volano per una crescita economica ecosostenibile. Proprio perché sono qua per avvicinare i giovani, voglio specificare che Verde è un verde non estremo e radicale, ma rappresenta un atteggiamento innovativo che porta a sfruttare le nuove tecnologie e opportunità, di conseguenza aiuta le imprese, crea lavoro e aiuta proprio noi giovani. Il verde, oltre ad essere una scelta obbligata, deve essere anche una scelta giudicata conveniente e non punitiva, perché darà nuove opportunità di crescita economica e benessere sociale. Verde conviene. Dico grazie a voi, Giampiero Catone, Gianfranco Rotondi, Anna La Rosa,
Elena Ruo, Giuseppe Mazzei e tanti altri per avermi coinvolta e responsabilizzata, inserendomi in questa associazione, e perché grazie a Verde Popolare ho trovato i valori di cui noi giovani abbiamo bisogno e l'opportunità di portarli all'attenzione del mondo politico e quindi di poterli realizzare impegnandoci. Grazie per farmi credere in un futuro migliore. Grazie Francesca.